Perché la decisione di questa marcia competitiva che è diventata un evento sportivo vero e proprio? Perché Davide ed Erika sono con noi da 2 anni e sono tanti gli amici che ci hanno supportato in questi 2 anni e quindi noi vogliamo non fare in modo che la loro scomparsa sia una tragedia che non può essere colmata con l'amore che loro hanno creato e con le amicizie che sono davvero tante. In cammino per ricordare Davide Miotti ed Erika Campagnaro è il fratello di Davide, Luca, a spiegarci i motivi che dopo la passeggiata quasi spontanea dello scorso anno ha portato lui, i figli della coppia Karen ed Ettore e molti amici a organizzare per sabato prossimo 6 luglio a Cittadella una marcia non competitiva in onore di Davide ed Erika morti 2 anni fa alle 13:43 del 3 luglio, travolti da 63.000 metri cubi di ghiaccio e rocce trascinati a valle per oltre 2 chilometri sul ghiacciaio della Marmolada. Vitali entusiasti, amanti della montagna. Davide, esperta guida alpina, con la moglie gestiva un negozio di articoli sportivi, legati per la vita, la sorte li ha legati anche negli ultimi attimi di vita. Domani un momento per pochi intimi. La famiglia tornerà sulla Marmolada per portare dei fiori su quella croce che porta i loro nomi, voluta dal papà di Erika. Ci sarà un momento di raccoglimento, adesso stiamo anche guardando le condizioni meteo perché sembra che ci siano rovesci temporaleschi, forse anche importanti, quindi vediamo. Però vogliamo tornare perché quello che rimane è la testimonianza e il ricordo di una passione che comunque univa Davide ed Erika ed è stata fino alla fine la loro passione. Avevano fatto della passione per l'alta montagna il loro lavoro, una passione per l'attività e lo sport che Davide ed Erika hanno trasmesso ai loro figli, che con tanti amici li ricorderanno sabato. La marcia inizierà alle 8, ma già dalle 18:30 arriveranno le persone per l'iscrizione e vuole essere un appuntamento costante, annuale, insieme a Karen, insieme a Ettore, insieme ai tanti amici che saranno presenti e cammineremo silenziosamente insieme per portare questo ricordo insieme.